Amici bellini, allora, commento a caldo dell'amichevole con la Carrarese. Ovviamente, se qualcuno non ha avuto modo di vederla, è bene fare un recap generale, chi non ha seguito la live. Anzi, grazie a tutti quelli che hanno seguito la live, a seguire la mia telecronaca, insomma, fatta in casa. E grazie a YouTube che ha permesso, voi vi potete iscrivere al canale, e questo di base, ma YouTube vi permette, per un non so quanto tempo limitato, di abbonarvi al canale per il primo mese gratuitamente. Quindi potete farvi questa prova, provare le emoticon che sono dedicate agli abbonati, vi faccio entrare nel gruppo Telegram, vedete se vi piace, se non vi piace. Una bella cosa che YouTube sta provando con il canale, non so se capita a tutti i canali. Possiamo, forse il fatto che sto in America, non lo so. Comunque, provate, e se vi abbonate al canale ricordatevi di iscrivermi in privato, così vi posso aggiungere al gruppo Telegram. Allora, com'è andata? Com'è andata questa partita? Io mi sono scritto giusto i gol, perché poi la stavo guardando. Napoli che parte con la formazione titolare: Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Marianucci, Spinazzola. Al centrocampo Anghissà, Lobotka, Vergara. In attacco Politano, Højlund e Giovane a sinistra. E con questi 11 tu avresti potuto anche fare un 3-5-2, perché è facile spostare Spinazzola un po' più alto, Politano un po' più basso, Giovane si affianca alla punta e resti con il centrocampo a 3 e la difesa a 3. È facile da fare, ma Allegri non l'ha fatto. Quindi abbiamo continuato a lavorare di 4-3 anche con un Giovane che alla fine sulla sinistra è un po' adattato, perché non può rientrare sul mancino per fare il dribbling all'interno del campo e non può tirare in porta. Molte delle cose che ha fatto Giovane, diciamolo subito, secondo me uno degli elementi più positivi per applicazione e per voglia di ritagliarsi uno spazio in questa squadra. Abbiamo fatto il discorso delle liste, se siete nuovi su questo canale, è un discorso che a me io ci tengo molto, mi fa molto, mi pressa, è un discorso, perché quando poi escono i rumor di mercato, uno prima di dire mi piace o non mi piace, deve vedere se lo può fare. E quindi quando escono Juan Jesus, Elmas, dobbiamo venderne 10 per farli entrare. Quindi Giovane è uno di quelli che in teoria è fuori. Se fai le varie accoppiate che ci ha detto anche Manna, Neres, Politano, Højlund, Lucca o Lukaku, Lang e Alisson Santos, Giovane è un po' fuori, perché è un giocatore che nel 4-3 lo puoi mettere sicuramente largo a sinistra, ma in questo caso Allegri l'ha provato anche, cioè lo puoi mettere largo a destra, ma l'ho provato anche largo a sinistra, e si sta impegnando molto. Il primo gol del Napoli arriva da Højlund e arriva da un'iniziativa di Giovane che vede l'inserimento interno, sovrapposizione interna di Vergara, che mezzala sinistra col suo piede, quindi col sinistro la mette al centro, il difensore della Carrarese cicca un po' l'intervento, il portiere va a vuoto e Højlund è lì per ribadire il pallone in porta, praticamente a porta vuota. Il secondo gol arriva da una palla vagante messa in mezzo da Anghissà, che da mezzala molti inserimenti anche per andare a riempire l'area. Anghissà la mette in mezzo, pallone vagante, non la controlla bene un difensore della Carrarese, si mette di mezzo Vergara e guadagna il rigore, perché intervento un po' scomposto del difensore della Carrarese. Secondo rigore guadagnato da Vergara, entrambi soft, ma è bene. Su Vergara c'è un discorso che ho fatto in live che voglio approfondire anche con voi, un discorso di mentalità e anche di tattico, perché entra nel primo gol ed entra nel secondo gol. Calcio di rigore che proprio Giovane vuole andare a battere, glielo lasciano fare, rincorsa insomma con i passettini, aspetta praticamente di vedere il portiere buttarsi da una parte e la tira dall'altra ad aprire. 2-0 per il Napoli. C'è anche una traversa di Politano prima dei due gol, c'è un palo preso dalla Carrarese con intervento di Meret. Carrarese che onestamente ti aspetta tutta dietro, quindi un po' blocco basso, quando recuperano palla molto verticali per cercare di sorprenderci, perché il Napoli ovviamente tutto davanti al centrocampo anche con la difesa, quindi queste esercitazioni qua, al di là del risultato, ti servono proprio per stai affrontando una squadra che si chiude dietro e che non ti lascia molti spazi, devi trovare il modo di aprirli questi spazi, e devi stare attento
quando ti riversi tutto in avanti, a non prendere l'imbucata poi della ripartenza dell'avversario. Quindi sono esercizi molto importanti. Nel primo tempo, perché qualcuno me l'ha chiesto, ed è uno dei dubbi che abbiamo su Allegri, avrà un approccio in fase difensiva un po' più moderno. Nel primo tempo ho visto un po' di pressing. Quando la Carrarese si girava il pallone ho visto un pochino gli attaccanti andare addosso. Nel secondo tempo no. Nel secondo tempo ho visto giocatori aspettare, accompagnare il giro palla della Carrarese, che ha avuto un pochino di più il pallone, in maniera simile a quello che faceva Sarri con il 4-3-3, perché Allegri 3-5-2 l'anno scorso, Sarri 4-3-3 l'anno scorso, con Milan e Lazio, entrambe in attesa del giro palla degli avversari. Quindi questa è un'indicazione tattica che stiamo avendo da queste prime amichevoli. Nel secondo tempo ci sarà una girandola di sostituzioni, ma ricordiamo quelli che erano indisponibili. Savic, ci hanno detto febbre, vari affaticamenti per Santos e per altri giocatori, lo stesso Lindstrom. Poi dobbiamo capire se ci sono infortuni di mercato, perché si parlerà sempre di mercato, ma le indicazioni ci hanno portato a questo. Nelle sostituzioni del secondo tempo entra Rafa Marin al posto di Marianucci bene, molta impostazione, anche un po' di personalità nel cercare di lanciare il pallone. Entra Rafa Marin, entra Mazzocchi al posto di Politano, perché anche Gutierrez non era disponibile. Poi restano gli altri del primo tempo, restano in campo per un pochino, dopodiché arrivano il resto delle sostituzioni. Nikita Contini capitano, entra poi Obaretin accanto a Rafa Marin, entra Garofalo terzino sinistro, a centrocampo entra Prisco e gli si affianca Foloruncio e resta Vergara in campo. In attacco Walid Khedira finisce esterno sinistro, ed ha anche un'occasione per segnare, con Pereira e Baridò a destra e Pereira centrale. Poi c'è stato anche un colpo ricevuto da Vergara nel finale che porta il Napoli a chiudere in 10, cioè lo tolgono dal campo senza sostituirlo. Io credo da distinta ci fosse rimasto solo Rao, in distinta però non c'era Khedira, quindi può essere pure la distinta non era precisissima, o può essere anche una scelta di farlo diventare anche un esercizio. Ti manca un giocatore perché viene espulso, devi continuare in 10 contro 11, anche questo potrebbe essere stato un esercizio voluto da Allegri per chiudere la partita, che insomma non aveva più nulla da dare se non stare attenti a qualche sfuriata di una Carrarese che con grande dignità ha fatto la sua partita. Giocatori che mi hanno impressionato, sicuramente Vergara, sicuramente Giovane. Ho visto un po' indietro Højlund, non ha giocato benissimo all'inizio Lobot, che è andato in crescendo. Anghissà bene a livello proprio di movimenti, sembra un po' compassato, ma è l'Anghissà che conosciamo, che si gestisce, e dobbiamo capire sempre se è una questione fisica, se sta giocando sul dolore, se è al 100%, questo non lo possiamo sapere, perché ci sarà molta riservatezza sulle condizioni di Anghissà e il suo stato di forma. Lo capiremo quando poi torneranno anche gli altri centrocampisti, McTominay, De Bruyne, cosa si farà, se si andrà sul mercato, se si muoveranno delle pedine. Quindi questo è quello che mi viene da dire su questa amichevole. E su Vergara nel finale mi è sembrato in crescita mentale, nel senso anche prendersi dei falli che non sono proprio falli, mettersi davanti, e anche insomma sembra star facendo quel passo in avanti che ti porta dall'essere un giocatore talentuoso a un professionista che poi in certi momenti della partita deve fare anche quello che deve fare. Capitemi bene, insomma, quando si parla di Kazim noi lo sappiamo cosa intendiamo. In Italia spesso viene analizzato male questo termine, invece la Kazim è pure quello, è pure il capire cosa devi fare per prenderti un fallo, come muoverti, anche se stai strattonando tu, ma cadi prima. E secondo me Vergara ci sta facendo vedere tutto questo. È un passaggio che doveva fare, ha avuto il suo contratto e adesso sei importante per questa squadra, lo puoi essere anche nel futuro, perché il contratto è lungo e con le varie
opzioni, il Napoli lo può estendere fino al 2034, se non ho capito male. Quindi terremo d'occhio anche questa situazione. Vi ringrazio per l'ascolto e per l'attenzione. Adesso si passerà a Castel di Sangro, ci sono altri argomenti, insomma, che si possono sfiorare, perché De Laurentiis, per esempio, ha cagato addosso a Di Maro, nel senso, non mi viene un altro termine, ma mentre Carlo Lavino gli chiedeva questa è una oasi bellissima, eccetera, eccetera, si continua e De Laurentiis fa no, vedremo, non siamo molto amati qua Di Maro, e non lo so se sono schermaglie comunicative per una trattativa o se è successo qualcosa tra gli organizzatori di Di Maro e De Laurentiis, perché sono state parole dure nei confronti di chi ti sta ospitando da 15 anni e dobbiamo capire se questo avrà una conseguenza per i prossimi ritiri o meno. Non è una novità, capita. E l'altra cosa, l'abbiamo già accennata, insomma, la cosa della maglietta, tutta roba evitabile, così come è evitabile la sagra del paese, dove i tifosi chiedono chi non salta Juventino è. L'avete chiesto a Conte e Conte vi ha zittito, non lo farò, è inutile che me lo richiedete. Allegri col sorriso, figurati, su 15 anni che lo sento pure io questa cosa, quindi cerchiamo di crescere anche noi, con o senza Decibel Bellini, perché quello è un momento che è vuoto di significati, non mi fa impazzire, fa parte della nostra storia, delle nostre cose, ma mi piacerebbe che si facesse un salto, una crescita in avanti anche sotto questo punto di vista, ma la gestione è ancora molto molto familiare, molto molto chiusa e molto, molto piccola sotto questo punto di vista. Il Napoli è grande in altre cose sicuramente, ma sotto questo punto di vista non proprio. Se volete abbonarvi è gratuito per un mese, controllate sempre perché YouTube fa queste iniziative, a volte non le dice, ve lo dico io, da New York, Valerio Fuito è tutto, e mi contattate in privato se volete essere aggiunti al gruppo Telegram dedicato agli abbonati, emoticon, cose incredibili, video esclusivi,